Assessore Panariti, meeting per la pace, che cosa significa per il nostro territorio? Il giorno è arrivato, accogliamo qui oggi molte scuole in una serie di laboratori nella città di Udine, scuole che vengono da tutta Italia e che discutono di pace, che sui luoghi della Grande Guerra, luoghi della memoria, segni sul territorio, discutono di pace e di diritti e portano avanti un percorso di cittadinanza democratica ed attiva. Qual è la storia di queste terre rispetto al meeting della pace? Ma la nostra è una regione complessa, fatta di tanti territori, fatta di tante diversità ed è una regione in cui i due fronti e le persone si sono contrapposte ed è anche una regione in cui una parte consistente della popolazione è stata trasferita in altri luoghi proprio per sfuggire alla guerra, come le tante persone che stanno arrivando qui ora proprio per lo stesso motivo. Quindi è una regione che può far ragionare su questi temi, ragionare su quelli che sono le proprie visioni sulla guerra e costruire insieme un futuro di pace.